Salve a tutti, oggi nel nostro approfondimento ci occupiamo di occupazione del suolo e ne parliamo con Maurizio Conte, assessore regionale all'ambiente. Insomma, detto così sembra un po' noioso, però di fatto, insomma, riconducibile all'occupazione del suolo sono un sacco di problemi che in questo momento ha il territorio. Sì, occupare il suolo vuol dire poi compromettere quello che può essere un sistema naturale di gestione del territorio. Però occupare il suolo vuol dire poi anche salvaguardare il territorio, perché oltre a non occupare più terreno che vorremmo mantenerlo il più possibile legato alla produzione agricola, perché per noi l'agricoltura diventa elemento fondamentale anche di promozione dei nostri prodotti di qualità e un'attrattiva che sicuramente è fondamentale anche per il turista che arriva qua e vuole appunto guardare a quei prodotti di qualità che il Veneto sicuramente ha. Ma soprattutto meno occupazione, quindi recupero di un territorio che è stato fortemente urbanizzato, che vede ad esempio aree industriali abbandonate che possono essere convertite. Un esempio è la questione di Marghera, dell'area industriale di Marghera, che diventa elemento anche di un accordo col Ministero dell'Ambiente per il suo recupero, per la sua bonifica e per il riutilizzo magari anche per nuove attività produttive meno impattanti. E dall'altra parte è un territorio che deve essere recuperato, noi non possiamo pensare di avere boschi in montagna abbandonati che invece nel passato erano un elemento anche di valorizzazione economica di chi viveva in quel territorio. Quindi anche su questo magari una certificazione legata ai certificati verdi sul CO2, su quel protocollo di Kyoto che può mettere in relazione ad esempio quel territorio boschivo con quell'imprenditore, con quell'impresa che ha bisogno di certificati. Quindi valorizzare sia nella manutenzione sia in quello che è sicuramente un sistema anche di compensazione a livello ambientale tra il mondo produttivo e il mondo naturale e boschivo che abbiamo. Quindi sono aspetti sicuramente importanti. Un esempio anche di quello che può essere la salvaguardia del territorio l'abbiamo voluto inserire proprio nel nuovo piano CAVE, in quello delle attività estrattive che molto spesso nel passato sono state viste proprio come elemento impattante, fortemente impattante del territorio. Creare una voragine in un territorio vuol dire occupare il territorio e soprattutto avere un impatto con chi ci vive in quel territorio. L'obiettivo del nuovo piano, ad esempio, è quello di dire basta a nuove cave. Noi non possiamo compromettere ancora del territorio, magari andiamo a completare certi siti già compromessi, già attivi, limitandone e soprattutto investendo su quello che sarà il loro recupero ambientale o di altro utilizzo che sicuramente diventa fondamentale in quello che è il rapporto col territorio. Quindi è proprio questo l'obiettivo di avere un Veneto che recuperi il suo territorio, lo recuperi valorizzandone le destinazioni e soprattutto garantendone che a livello ambientale sia ben conservato. Ecco, percorrendo la regione Veneto si ha la sensazione che la regione in qualche modo non abbia pianificato nulla, nel senso che ci sono zone in cui ci sono capannoni in affitto o che vengono offerti in affitto e quindi vuoti, e in altre zone in cui stanno per costruire capannoni. E uno si chiede: ma dov'è questa famosa programmazione regionale? Nella discussione che si sta facendo proprio su quella che è una legge dell'occupazione del suolo, è anche una proposta di dire facciamo una moratoria complessiva, fermiamo qualsiasi tipo di espansione finché appunto non viene recuperato l'esistente. Questa è una scelta sicuramente forte, che però può essere appunto valutata nell'ambito di un compromesso, perché effettivamente quello che è stato lo sviluppo gestito molto spesso dai comuni, perché appunto i piani regolatori nel passato, i piani attuativi territoriali attuali sono gestiti dal comune, sono proposti dal comune, ma serve una regia complessiva, soprattutto perché poi dobbiamo avere delle zone industriali che siano servite dalla viabilità adeguata, possiamo appunto averle in mezzo i campi e avere anche poi problemi di impatto del traffico e di tutto quello che può essere il sistema. Su questo sicuramente negli ultimi anni si è avuta un'evoluzione, ma sicuramente serve un coordinamento tra comuni e regioni. Speriamo insomma che arrivi questo coordinamento. Grazie Maurizio Conte, abbiamo un'altra puntata di cui parleremo di ambiente sempre con l'assessore regionale del Veneto, continuate a seguirci.